chiamati a pronunciare delle parole. In katekisti smo poklicani, da izgovarjamo besede. E Papa Francesco ci sta dicendo torniamo all'essenziale. Nella catechesi torniamo all'essenziale. Papež Frančišek govori, vrnimo se k bistvenemu. V katehezi se vrnimo k bistvenemu. E guardate cosa intende dire per essenziale. In poglejte, kaj pravi o tem, kaj je bistveno. Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio. Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e ad essere vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti e per liberarti. Bistveno je, v ustih katehistov vedno znova zazveni prvo oznanilo. Jezus Kristus te ljubi in je daroval svoje življenje, da bi te odrešil. Zdaj vsak dan živi ob tebi, da bi te razsvetlil, krepil in osvobodil. Questa è l'unica cosa che siamo chiamati ad annunciare. To je edina stvar, za katero smo poklicani, da jo oznanjamo. Alla fine di un anno di catechesi, l'unica domanda che vi dovete porre è questa. Ob koncu katehetskega leta je edino vprašanje, ki si ga dajte postaviti, tole. Ho annunciato il primo annuncio? Ali sem oznanil prvo oznanilo? Non è decisivo il metodo, le attività didattiche, la capacità di tenere attenti i ragazzi, sono cose importanti, ma è importante che il messaggio che noi trasmettiamo loro sia sempre questo. Niso toliko pomembne didaktične metode, način, kako smo privabili otroke, da so nas poslušali. To je pomembno, ampak nikoli tako pomembno kot to. In Italia, per ciò che riguarda la nostra catechesi, noi siamo sicuri che 3 su 4 dei ragazzi che ricevono la cresima lasciano l'appartenenza alla Chiesa il giorno dopo aver ricevuto il sacramento. V Italiji oziroma v kulturi, v kateri živimo, imamo jasno dokazilo, da 3 od 4, ki so birmani, zapustijo cerkev. Non so se anche per voi è la stessa situazione. Ne vem, če je to pri vas isto. Più o meno. E noi siamo preoccupati perché 3 su 4 se ne vanno via. In mi smo zaskrbljeni, zato ker 3 od 4 gredo proč. Ma la vera domanda sarebbe con che cosa se ne vanno via? Ampak pravo vprašanje bi moralo biti, kako gredo proč. Perché vedete, gli allontanamenti nell'età dell'adolescenza sono fisiologici. Ker veste, odmik v letih adolescence, pubertete je logičen. Tutti i ragazzi e adolescenti a un certo momento prendono le distanze dai genitori, dalla famiglia, dagli adulti, dall'educazione che hanno ricevuto. Vsi pubertetniki v nekem trenutku se oddalijo. Je normalno zato, da se oddalijo od staršev, od družbe, od načina vzgoje. Una certa presa di distanza è necessaria per poter interiorizzare personalmente ciò che è stato ricevuto per tradizione. En določen odmik je nujen, zato da bi se ponotranil, da bi si mlad prevzel svoje vrednote, svoje odločitve. Se ognuno di noi pensa alla propria storia, probabilmente è avvenuta la stessa cosa. C'è stato un momento in cui abbiamo dovuto prendere le distanze e questo ha permesso che noi ci riappropriassimo personalmente di quello che avevamo ricevuto passivamente. Če pomislimo na nas same, kaj se je dogajalo v tistih letih, smo morali nekako se odmakniti in ponotraniti to, kar želimo živeti, zato da smo potem lahko se svobodno odločili za svojo pot. Certo, noi desidereremo che tutti e 4 rimanessero. Seveda, mi si želimo, da bi vsi 4 ostali v cerkvi. E faremo il possibile perché ne rimangano il più possibile. In delamo vse mogoče, da bi jih ostalo čim več. Ma ciò che è importante non è
se rimangono o se vanno via, ma con che cosa rimangono e con che cosa vanno via. Ampak to, kar je res pomembno, pa je, da ti, ki ostanejo, da se vprašamo, zakaj ostanejo, oziroma ti, ki odidejo, kako odidejo. Perché se ne vanno con questo messaggio, ritorneranno. Ker če se oddaljijo s tem sporočilom, potem se bodo vrnili. O anche se non ritorneranno, avranno nel cuore un messaggio del Vangelo che li accompagnerà in tutta la loro esistenza. Pa tudi, če se ne bodo vrnili, bodo v svojem srcu nosili sporočilo Evangelija, ki jim bo ostalo vse njihovo življenje. E quindi noi avremo fatto il nostro dovere. Torej smo mi tako naredili svojo dolžnost. Ma è molto triste se ne vanno invece con un altro messaggio. Je pa zelo žalostno, če odidejo z drugim sporočilom, che è quello con cui se ne vanno la maggioranza dei giovani nella mia regione ecclesiale del Triveneto. ker se lahko zgodi, da odidejo tako, kot odide večina mladih iz moje škofije oziroma področja Triveneta. Io ho partecipato a un'inchiesta sociologica sui giovani dai 20 ai 30 anni attuali nella regione dove abito. Sodeloval sem pri neki raziskavi med mladimi od 15 do 30 let, 20 do 30 let na tem področju, kjer živim. Sapete che cosa ci hanno detto nei lunghi racconti che abbiamo avuto con loro? Veste, kaj so nam v teh dolgih pogovorih, s katerimi smo se srečevali, povedali? I giovani dai 20 ai 30 anni nel nord-est dell'Italia Mladi med 20 in 30 letom severno-zahodne Evrope, Italije, definiscono così il cristianesimo che hanno ricevuto. označujejo krščanstvo, ki so ga sprejeli tako. Un pacchetto di divieti e di doveri voluti da Dio e imposti dalla Chiesa. Paket zapovedi in obveznosti, željene od Boga, ki jih posreduje Cerkev. E questo hanno detto sia quelli che se ne sono andati via, sia quelli che sono rimasti e che adesso fanno i catechisti, gli animatori parrocchiali. To so nam rekli tako tisti, ki so odšli, kot oni, ki so ostali in so sedaj katehisti, animatorji v znotraj župni. Voi capite, il cristianesimo ridotto a una morale. Razumete, to je krščanstvo zoženo na moralo. Questo è molto triste. To je zelo žalostno. Papa Francesco sta dicendo torniamo all'essenziale. Papež Frančišek nas kliče, da se vrnemo k bistvenemu. Torniamo ad annunciare la misericordia di Dio per tutte e per tutti. Vrnimo se k oznanjevanju Božjega usmiljenja za vsakega od nas. Questo è il significato più profondo del dogma e della morale. To je najglobja značilnost morale in dogme. Sono stato chiaro? Sem bil jasen? Però qua si pone un problema, poi chiudo, poi facciamo la pausa. Tukaj prihajamo do problema, potem bom zaključil, bomo imeli odmor. Il problema siamo noi. Problem smo mi. Quale cristianesimo avete ricevuto nella vostra formazione? Kakšno krščanstvo ste prejeli v vaši vzgoji, ko ste bili vi vzgajani? Voi state trasmettendo il cristianesimo che avete ricevuto. Posredujete tisto krščanstvo, kot ste ga prejeli. Io ho ricevuto nella mia formazione un cristianesimo che coincide con la morale. Jaz sam sem v svoji vzgoji sprejel krščanstvo, ki je morala. Noi tutti veniamo da questa forma di cristianesimo. Vsi prihajamo iz te oblike krščanstva. Questo cristianesimo non passa più alle nuove generazioni. In to krščanstvo se ne zdrži v novi družbi, v novi generaciji. Non lo ascoltano più. Nas ne poslušajo več. Questo lo ascoltano. Samo to poslušajo. L'altro, che è un insieme dei 10 comandamenti,
Il cristianesimo ridotto ai 10 comandamenti Krščanstvo, ki je skrčeno na 10 zapovedi, non è più un cristianesimo possibile e desiderabile nell'attuale cultura. ni več zaželjeno niti možno v novih kulturah. Adesso vi faccio una domanda. Sedaj vas bom vprašal, Mi potete recitare i 10 comandamenti? a mi znate povedati 10 zapovedi? Si? Dai, Dajte jih, cominciamo. začnite. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Jaz sem tvoj Bog in ne imej drugih bogov razen mene, ker jaz sem tvoj È Bog. così? Sì. Je tako? To je prva. Ne imej drugih Però che bogov. cosa dice il Deuteronomio? Kaj pravi Deuteronomij, 5. Mojzes? Io sono il Signore Dio tuo, Jaz sem Gospod tvoj Bog. Znate naprej, dajte naprej. Non avrai altri dei. io sono il Signore Dio tuo che ti ho tirato fuori dalla schiavitù di Egitto. Jaz sem Gospod tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske služnosti. Questo è Kerigma, questo è il primo annuncio. To je kerigma, to je prvo oznanilo. Io sono il Signore che ha dato la vita per te, che è morto per te, adesso è vivo al tuo fianco per accompagnarti, illuminarti e sostenerti. Jaz sem Gospod, ki sem dal svoje življenje zate, ki sem te odrešil in osvobodil. Abbiamo perso il cuore della fede cristiana. Izgubili smo srce krščanske vere. I 10 comandamenti non sono i 10 comandamenti, non sono i 10 precetti, sono le 10 parole, decalogo. 10 zapovedi, ni 10 zapovedi, ampak je 10 besed, dekalog. Sono le 10 parole di una relazione con colui che ci ha tirato fuori dal paese d'Egitto. To je 10 besed, ki oznanjajo odnos z njim, ki nas je izpeljal iz egiptovske služnosti. È perché ci ama che noi lo amiamo. Zato, ker nas ljubi, lahko ljubimo mi njega. E allora dall'amore ricevuto da Dio si fonda una morale che è molto più solida della morale del dovere. In iz ljubezni, ki smo jo sprejeli od Boga, se oblikuje morala, ki je mnogo širša od morale obveznosti, zapovedi. Perché è la morale della gratitudine. Ker je morala hvaležnosti. Non posso perdere la relazione con colui che mi dà la vita e mi ha tirato fuori dalla schiavitù di Egitto. Ne morem zgubiti odnosa z nekom, ki je zame dal življenje in me izpeljal iz služnosti. Avete capito la conversione che dobbiamo fare? Ste razumeli smer spreobrnenja, katero moramo iti? Non possiamo rinnovare la catechesi se non rivisitiamo, attenzione, tutta la formazione che abbiamo avuto. Ne moremo spremeniti kateheze, se ne spremenimo teh odnosov, ki jih imamo znotraj sebe. La conversione non è la conversione dei metodi e delle strategie. Ne govorimo o spreobrnenju metod in strategij. Abbiamo ricevuto un cristianesimo in un contesto culturale che era questo, il contesto del dovere. Sprejeli smo krščanstvo v nekem kontekstu kulture, ki je bil kontekst obveznosti. Dobbiamo riscoprire noi il cristianesimo della gioia, della grazia, della libertà e della gratitudine. Odkriti moramo krščanstvo hvaležnosti, veselja, svobode in še ene stvari. Zastonjskosti. Allora vi faccio la seconda domanda e poi facciamo l'intervallo. Sedaj dobite drugo vprašanje, potem bo pa odmor. Ancora avanti. Kakšno krščanstvo živite sami in kakšno krščanstvo posredujete v svojih družinah in pri katehezi? Ali ste pripravljeni sprejeti vabilo papeža Frančiška in postaviti v središče kerigmo? Vi chiedo di riflettere Vas povabim, da premislite onestamente pošteno, qual è il cristianesimo
che state implicitamente annunciando nella catechesi, senza accorgervi. Katero krščanstvo vnašate v svojo katehezo, ne da bi se tega zavedali. Quello che passa è la vostra gioia o il vostro senso del dovere. To, kar posredujete iz svojega veselja ali zaradi vašega občutka dolžnosti. Adesso parliamo del Vangelo da annunciare alla famiglia. Sedaj bomo govorili o evangeliju, ki naj ga oznanjamo družinam. Guardate la frase che è scritta di Evangelii Gaudium, se vuoi leggerla. Poglejte stavek, ki je pisan iz Evangelija veselja. Vsa krščanska vzgoja je v prvi vrsti poglobitev kerigme, ki se učlovečuje vedno bolj. Papa Francesco dice che in tutti i passaggi della vita umana deve sempre risuonare il primo annuncio. Papež Frančišek pravi, da naj bi se na vseh fazah človekovega življenja vedno znova odmevalo prvo oznanilo. Il primo annuncio che si fa carne sempre più e sempre meglio, questa è l'espressione. Papež Frančišek pravi, prvo oznanilo, ki se vedno bolj učlovečuje, postaja meso, zmerom znova. Questo vuol dire che annunciare il Vangelo vuol dire continuare a dire il primo annuncio nelle varie fasi della vita di una famiglia. To pomeni, da oznanjati evangelij pomeni, da se oznanja prvo oznanilo v vseh fazah neke družine. E questo primo annuncio che viene ripetuto, io lo chiamo volentieri il secondo annuncio. To prvo oznanilo, ki se ga vedno znova ponavlja, jaz z veseljem imenujem drugo oznanilo. Il secondo primo annuncio. To pomeni, da je drugo prvo oznanilo. E il secondo primo annuncio è spesso più importante e decisivo del primo annuncio. Drugo prvo oznanilo je velikokrat mnogo bolj odločilno kot prvo oznanilo. Nella vita delle persone adulte il secondo annuncio è più importante del primo. V življenju odraslega človeka je drugo oznanilo bolj pomembno od prvega. È un po' come i sì che abbiamo pronunciato. Je tako kot en da, ko smo ga že izgovorili. Quando due persone si sposano pronunciano un sì, il primo sì. Ko se dva poročita, prvič rečeta da, hočem. Ma se io chiedo a una coppia che vive insieme da 30 anni qual è stato il vero momento in cui si sono detti sì, Če bi pa neko vprašal par, ki živita skupaj, sta poročena že 30 let, in ju vprašam, katero je tisto prvo, ko sta si rekla da, mi diranno che il sì più importante è stato il secondo e non il primo. mi gotovo rečeta, da tisti odločilni da je bil ta drugi, ne prav ta prvi. Cioè quel sì che hanno detto dopo che si sono accorti che l'uomo che hanno sposato non era il principe azzurro che avevano immaginato. To je tisti da, ki sta si ga rekla takrat, ko sta spoznala, da človek, s katerim sta poročena, ni tak, kot sta si domišljala, da je, ko sta se spoznala. Questo vale anche per una forma di vita consacrata. To velja tudi za vse oblike posvečenega življenja. Noi facciamo una prima professione, una prima consacrazione. Naredimo prve obljube, ma ciò che diventa importante è il secondo sì che pronunciamo dentro quei passaggi e quelle crisi che la vita non risparmia a nessuno. To, kar je pa bolj pomembno, je tisti drugi da, ki ga izgovarjamo vedno znova, ko spoznamo, da smo v stiski, v krizi, pred katero ni obvarovano nobeno življenje. Siete d'accordo con me? Se strinjate z mano? Questo anche per la fede. To velja tudi za vero. Noi abbiamo ricevuto un primo annuncio. Bili smo deležni prvega oznanila. Ma quello veramente fondamentale diventa l'annuncio del Vangelo
che noi riceviamo nei passaggi di crisi della nostra vita. Temeljno pa je tisto oznanilo, ki ga sprejmemo v naših kriznih obdobjih našega življenja. Perché allora quel primo annuncio teorico Se pravi, tisto prvo teoretično oznanilo comincia a prendere carne Se- dentro la situazione di crisi che stiamo vivendo. se učlovečuje, postaja meso z vsako krizo, ki jo živimo. Però ci sono due tipi di crisi, Ampak imamo dve vrsti krize. le crisi per eccesso e le crisi per difetto. Kriza izobilja in kriza iz pomankanja. Le crisi per abbondanza della grazia di Dio Je kriza izobilja Božje milosti e le crisi che viviamo nei momenti in cui sentiamo una minaccia di morte. in kriza, ki jo doživimo takrat, ko občutimo dotik smrti. Vi faccio un esempio. Vam dam primer. Quando ci si innamora è una crisi per eccesso, Takrat, ko smo zaljubljeni, je to kriza izobilja. perché è una crisi, perché interrompe l'ordinarietà della vita. To je kriza, zato ker prekine z normalnostjo življenja. Ma la persona sperimenta un di più di grazia che non si merita. Oseba doživlja preobilje milosti, ki je neizmerljiva. In questo momento le persone hanno bisogno di dir grazie a qualcuno. V tem trenutku, v takih trenutkih potem osebe začutijo, da se morajo nekomu zahvaliti. È per questo che è molto importante un secondo primo annuncio a quei giovani che tornano alla comunità ecclesiale per i corsi dei fidanzati. In zato je potem tako pomembno ta drugo, prvo oznanilo mladim, ki pridajo in se udeležijo tečaja za zaročence. Forse se n'erano andati da dopo la cresima, avevano lasciato la comunità. Mogoče so po birmi odšli in zapustili skupnost. Però questo amore che nasce per loro è un'occasione straordinaria per aprirsi alla fede. Ampak potem iz te ljubezni, ki se je rodila, postane to priložnost, izredna priložnost za oznanilo vere. Come catechisti in quel momento noi sappiamo che Dio sta passando nella loro vita. Kot katehisti vemo, da je Bog šel skozi njihovo življenje. E lì dobbiamo dire di nuovo quello che avevamo detto nel primo annuncio. In tukaj moramo ponoviti to, kar smo že rekli pri prvem oznanilu. Dio vi ama, è contento del vostro amore, Bog vas ljubi, vesel je vaše ljubezni, ha dato la vita per voi, za vas je dal življenje, adesso è vivo, vicino al vostro fianco e vi accompagna nel vostro cammino di coppia. sedaj živi z vami, je ob vas in vas spremlja na tej vaši poti življenja v paru. Questa è l'unica cosa importante da dire nei corsi per fidanzati. To je najpomembnejša stvar, ki jo moramo povedati na tečajih za zaročence. Se diciamo questo raggiunge il loro cuore. Če jim to povemo, se bo to dotaknilo, bo dospelo do njihovih src. E guardate che dobbiamo dirlo tanto più quanto più siamo sicuri che fra 10 anni metà di quelle coppie saranno separate. In to moramo reči toliko bolj, kolikor bolj smo si gotovi, da bo polovica teh zaročencev čez 10 let ločenih. Questa è la media nella mia diocesi. To je povprečje v moji škofiji. Ma come catechista io so che non li devo lasciare privi di questo annuncio sia a quelli che rimarranno insieme sia a quelli che sperimenteranno il fallimento del loro matrimonio. Kot katehist pa vem, da jim moram sporočiti to prvo oznanilo, tako tem, ki si bodo ostali zvesti, kot onim, ki bodo doživeli krizo v zakonu. Quando nasce un figlio è un'altra crisi per eccesso. Ko se rodi otrok, je nova kriza iz obilja. Io vi sto facendo la storia di una famiglia Vam bom povedal zgodbo družine. e vi sto dicendo che ogni passaggio deve risuonare il primo annuncio, il secondo primo annuncio.
Pripovedujem vam, da bi slišali, da vsako obdobje življenja zahteva drugo prvo oznanilo. La nascita di un bambino Rojstvo otroka cambia totalmente la vita di due adulti. popolnoma spremeni življenje dveh odraslih. Le mamme che sono qui lo sanno bene. Mame, ki ste tukaj, to dobro veste. E lì nascono delle domande molto profonde. Takrat se porodijo temeljna vprašanja. Il momento in cui accompagniamo, per esempio, al battesimo dei bambini è estremamente importante come occasione di secondo annuncio. Ko starši prinesejo otroka h krstu, je to najbolj pomemben, je zelo pomemben trenutek za drugo oznanilo. A quella mamma e a quel papà noi dobbiamo dire Dio è papà e mamma. Tej mami in temu očetu moramo reči, Bog je oče, Bog je mati. Lui sa cosa vuol dire avere un figlio. On ve, kaj pomeni imeti otroka. Lui ha vissuto la sofferenza di perdere un figlio. Doživel je stisko, trpljenje, ko je izgubil otroka. Lui che è padre e madre vi aiuterà a essere papà e mamme. On, ki je oče in mati, razume nosi očete in matere. Questa è l'unica cosa che dovremmo dire quando li prepariamo al battesimo dei loro bambini. To je edina stvar, ki jo moramo reči staršem, ko jih pripravljamo na krst njihovega otroka. Vedete che è sempre il primo annuncio che risuona? Ali vidite, da vedno odmeva prvo oznanilo? Dobbiamo tornare all'essenziale. Vrniti se moramo k bistvenemu. E quando iscrivono i loro bambini, i loro ragazzi al catechismo, i ragazzi e gli adolescenti, Kadar upišajo svoje otroke in pubertetnike k verouku, non possiamo occuparci solo dei bambini e dei ragazzi, dobbiamo dire ai genitori il secondo primo annuncio in quel momento della loro vita. se ne smemo ukvarjati samo z otroki in pubertetniki, ampak z njihovimi odrasli starši in jim takrat ponovno povemo drugo oznanilo prvega oznanila. Drugo prvo oznanilo. I sacramenti dei figli sono una terza grande occasione per annunciare il Vangelo ai loro genitori. Zakramenti otrok so ponovna možnost, da oznanjamo evangelij njihovim staršem. E quale secondo annuncio dobbiamo dire a loro? In katero drugo oznanilo naj jim povemo? Dobbiamo dire che Dio lo sa che una cosa è essere genitori, mettere al mondo un figlio, e un'altra è essere padri e madri. Povedati moramo, da Bog ve, kaj pomeni biti starš enemu otroku, ampak ve tudi, kaj pomeni biti oče, biti mati. Perché anche lui ha avuto un figlio che a 12 anni ha risposto a suo papà e a sua mamma perché mi cercavate? Zato, ker tudi Bog je imel otroka, ki je pri 12 letih rekel očetu in materi, zakaj me iščeta. E quindi sa bene quanto diventa difficile accompagnare un ragazzo che cresce, una ragazza che cresce, soprattutto nel periodo dell'adolescenza. Torej, Bog ve, kaj pomeni spremljati otroka, mladostnika, ki raste, posebej v obdobju pubertete. Allora dobbiamo annunciare in quei momenti il secondo annuncio che deve parlare a loro come buona notizia per il loro compito di genitori. Torej moramo takrat govoriti drugo oznanilo kot tista dobro, veselo oznanilo njim, ki so starši. E quando un papà e una mamma perdono un figlio, Ko oče in mati izgubita otroka, questo è un grande appuntamento, drammatico ma molto importante. to je dramatičen, ampak zelo pomemben trenutek življenja. Per esempio quando perdono un figlio in un incidente stradale. Naprimer, če izgubijo otroka v prometni nesreči. Oppure lo perdono perché fa delle scelte contrarie ai valori che gli abbiamo trasmesso. Ali pa ga izgubijo, ker otrok izbere pot nasprotna tem njihovim vrednotam. Ci sono tanti modi di perdere un figlio e una figlia. Veliko načinov je, ko se izgubi otroka. Lì deve risuonare il secondo annuncio della speranza dentro situazioni che sono difficili da vivere.
Takrat se mora zazveneti drugo oznanilo upanja v težkih trenutkih, ki jih živijo. E quando una coppia sperimenta il fallimento del loro amore, che cosa deve fare la comunità ecclesiale? Takrat, ko nek par doživi falimento, La rottura familiare. ja, ko doživi poraz, ko doživi poraz znotraj svojega zakona, Hanno bisogno di rimproveri o hanno bisogno di un messaggio di speranza? ali naj takrat krščanska skupnost jim posreduje, jih krega, ali naj jim posreduje upanje. Io sto accompagnando da 2 anni dei gruppi di separati e divorziati 2 leti že spremljam skupine ločenih in razvezanih e sono testimone delle grandi sofferenze che il fallimento del proprio matrimonio causa nella vita delle persone. in sem priča velikih stisk in trpljenja vseh teh, ki so doživeli razpad zakona. Un dolore profondo per sé e per i loro figli. To je trpljenje za njih same in za njihove otroke. E sento quanto hanno bisogno in questo momento di sentirsi dire che Dio li ama, che ha dato la vita per loro, che è vicino a loro e riaprirà loro il cammino della vita. In zato vem, kako nujno potrebno je, da ponovno slišijo, da jih Bog ljubi, da je dal zanje življenje, da z njimi hodi in da je ob njih. E quando un uomo e una donna scoprono di avere una malattia incurabile, Ko mož ali žena ugotovita, da imata neozdravljivo bolezen, sono andati dal medico per una visita di routine. so na primer šli k zdravniku zaradi rutinskega pregleda, Poi arriva a casa il referto potem dobijo izvid e leggono che c'è un cancro e che hanno pochi mesi di vita. in preberejo noter, da imajo raka in samo še nekaj mesecev življenja. Lì c'è un secondo annuncio che come comunità ecclesiale non possiamo far mancare. In tam je trenutek za drugo oznanilo, ki ga mora krščanska skupnost posredovati tem ljudem. Avete capito? Io posso ancora andare avanti se volete. Ali ste razumeli? Lahko še dajem primere, ampak ali ste razumeli? Questa è la storia di tutte le famiglie To je zgodba vsake družine. e questo è il Vangelo da annunciare nelle famiglie. In to je evangelij, ki ga naj oznanjamo v vseh družinah. Vi siete accorti che la catechesi è molto più importante e molto più lunga dopo la fase iniziale del primo annuncio ai ragazzi. Gotovo ste zdaj opazili, da je kateheza mnogo več in mnogo daljše obdobje kot samo priprava otrok na zakramente. Invece noi siamo tutti concentrati sui bambini Ampak vsi smo samo skoncentrirani na otroke e non ci sono catechisti per queste situazioni della vita delle persone. in skoraj nimamo katehistov za druga obdobja življenja in oseb. Capite quello che vi sto dicendo? Razumete, kaj vam govorim? Vi do una cifra che è impressionante. Vam bom dal eno številko, ki je zelo pretresljiva. In Italia adesso ci sono circa 300.000 catechisti. Trenutno je v Italiji približno 300.000 katehistov. Il 92% sono impegnati con i bambini e i ragazzi. 92% se jih ukvarja z otroki in mladostniki. 274.000 su 300 sono impegnati nell'iniziazione cristiana. 274 se jih pa ukvarja z odraslimi. 274.000 se jih ukvarja z otroki pripravo na zakramente. Sarebbe come se il 92% dei medici italiani fossero pediatri. To bi pomenilo približno tako, kot da bi 92% vseh italijanskih zdravnikov bilo pediatrov. Il paragone è proprio vero perché c'è una cura del fisico, ma c'è una cura dell'anima, una cura della spiritualità delle persone.
Ta primerjava je resnična, pravilna, zaradi tega, ker imamo skrb za zdravje, moramo skrbeti za zdravje in moramo skrbeti tudi za duše. Vedete come siamo chiamati a spostare il baricentro pastorale. Ali vidite, kako moramo spremeniti smer, kurs naše pastorale? Dai soli bambini alla famiglia nell'arco della sua storia. Od otrok na družino v vsej njeni razsežnosti. Io non so come sia la vostra situazione, Ne vem. forse mai me lo dite quando avremo il dialogo. Ne vem, kakšne so vaše razmere. Mogoče mi boste to povedali, ko se bomo pogovarjali. Arriviamo alla domanda. Tretje vprašanje. Sì, è qua. Era già. Era prima? Sì. Ecco. Allora leggiamo questa domanda. Ali so razmere v vaših družinah podobne zgoraj opisanim? Ali se srečujete s težkimi razmerami v duhu oznanila, evangelskega veselja, usmiljanja ali prevladuje stališče sodbe? Ne vem, ni to pravo. Non è questa domanda. No, ancora indietro, penso. Indietro? Sì. La terza deve essere. Sì. Ecco. Ali je vaša katehetska praksa še vedno v prvi vrsti otrokocentrična? Ali imate izkušnjo družinske kateheze? Ali se strinjate, da bo treba spremeniti smer? Da questo. Sì. Mi resta ancora un punto più la conclusione. Mi je ostala še ena točka in potem še zaključek. L'accompagnamento delle famiglie in difficoltà. Spremljanje družine v težavah. Vi racconto un episodio. Vam bom povedal zgodbo. 2 anni fa ho tenuto un incontro ai sacerdoti italiani e c'erano anche molti vescovi. Pred 2 leti sem bil povabljen na neko srečanje italijanskih duhovnikov, prisotni so bili tudi škofje. E ho fatto loro una domanda. Postavil sem jim vprašanje. Ho detto, alzate la mano quelli che nelle loro famiglie, piccole o allargate, non hanno nessun caso di situazioni irregolari. Prosil sem jih, naj dvignejo roko vsi, ki v svojih družinah, ožjih ali širših, niso srečali nobenega primera neregularnega zakona, se pravi necerkvenega. No. Convivenze, divorzi, matrimoni civili. Se pravi življenje na koruzi, ločitev ali pa civilni zakoni. Nessuno ha alzato la mano. Nihče ni dvignil roke. Allora ho fatto di nuovo la domanda. Potem sem spet vprašal. Nessuno ha alzato la mano. Nihče ni dvignil roke. Tutte quelle famiglie di sacerdoti e vescovi avevano al loro interno ormai delle situazioni non regolari o di convivenze o di divorzio o di matrimoni civili. To pomeni, da vse njihove družine, škofov in duhovnikov imajo nekje v svoji ožji ali širši resničnosti izkušnjo življenja na koruzi, ločenih ali pa civilno poročenih. Nella mia diocesi di Verona, che è una diocesi molto cattolica, grande tradizione cattolica. Veronska nadškofija, ki ima v veliki večini je katoliška. Attualmente il 75% delle coppie non sono regolari, 3 su 4. Je približno 75% neregularnih zakonov, parov. Se pravi, 3 od 4 so necerkveni zakoni. 3 su 4 famiglie di battezzati. 3 od 4 teh zakonov, ki živijo skupaj, so krščeni. Metà sono conviventi. Polovica je, ki živijo na koruzi. Molti con figli, conviventi con figli. Mnogo od njih ima že otroke. Gli altri sono o sposati civilmente o divorziati o risposati. In drugi so ali ločeni ali pa ločeni in ponovno poročeni.
ali pa poročen samo civilno. Il sinodo si è domandato quale secondo annuncio fare a queste famiglie di battezzati. Sinoda se je vprašala, kaj naj oznanimo, katero drugo oznanilo naj dajemo tem krščanskim kristjanom v teh razmerah. È stato un sinodo pastorale. To je bila pastoralna sinoda. La preoccupazione non era di ribadire la dottrina sul matrimonio che la conosciamo. Niso se ukvarjali s tem, da bi spremenili pogled na zakon, kot ga imamo, kot ga poznamo. Ma di non far mancare il Vangelo a questa situazione che ormai riguarda la maggioranza delle famiglie. Ampak kako prinesti evangelij v te razmere, ki so sedaj večinske. La preoccupazione pastorale e missionaria parte dalla situazione in cui la persona si trova e accetta le persone nel punto in cui si trova. Pastoralna, misionarska pastorala izhaja iz tega, da vidi osebo tam, kjer je, v takih razmerah, v katerih živi sedaj. La preoccupazione prima non è di carattere morale, ma è di annunciare il kerigma a queste persone. Prva zaskrbljenost ne izhaja iz moralnosti, nima tega predznaka, ampak iz tega, kako oznaniti evangelij tem ljudem. Proviamo a leggere questa frase molto bella di Evangelii Gaudium. Preberimo. Zato je treba, ne da bi zmanjšali vrednost evangelskega ideala, z usmiljenjem in potrpežljivosti spremljati možne stopnje rasti oseb, ki se gradijo dan za dnem. Majhen korak sredi velikih človeških omejitev je lahko Bogu bolj všeč, kakor na zunaj neoporečno življenje tistega, ki preživlja svoje dni, ne da bi se spopadal z omembe vrednimi težavami. Vse more doseči tolažba in spodbuda odrešujoče ljubezni Boga, ki skrivnostno deluje v vsakem človeku, kljub vsem njegovim pomanjkljivostim in prestopkom.